Ma accomodatevi, il mio locale è a vostra disposizione. Prego. Cara signora, io sono sprecato in questo paese di primitivi, la Bourset. Come vi dicevo, mi sento una rosa in mezzo dei carciofi. Vi capisco. Forse vi trovereste meglio in una grande metropoli. Londra, New York. L'avete detto. Parlate l'inglese? Beh, mica tanto. So dire qualche parola. Au revoir. Davvero? I thought you have many friends in America. In England? Prosit? Non ho afferrato il concetto. Non avete capito? Io ho capito che voi siete bella, bellissima, specialmente di notte sotto la luna così lunare. Oh, Elga, Elga, se non fossi innamorato di un'altra donna che questa notte devo rapire. Non comprendo. E non potete comprendere, ognuno sa i fatti suoi. Oggi è sabato, giornata di rapimento. Ma lasciamo perdere. Che vogliamo fare, la permanente o la messa in piega? Messa in piega. Bene. Garçon? Voi non amate gli americani? Ma come si fa ad amarli se vanno a bombardare dei galantuomini? E certi carognoni invece... Li abborrite, dunque? Sì, come? Li abborrite? Ah, sì, se il tempo regge bello, il raccolto è buono, la patata ciccia, ma non ho capito l'allusione dell'ultima parola. Li abborrite, odiate, detestate! Ah, di testate, de calce, de pugni, io neri li farei, neri. Da quanto tempo fai il parpiere? 15 anni, 2 mesi e 5 giorni. Da tanto tempo, sempre e solo il parpiere. Sempre. Se tutto ciò è vero, e non ne dubito, sarai bravissimo. Gli amici mi chiamano, non per vantarmi, il Paganini del rasoio. Bene, voglio metterti alla prova. 30 secondi. Non capisco. Hai 30 secondi per insaponarmi e radermi. Se sei barbiere da 15 anni devi saperlo fare. 30 secondi e non un graffio. O ti faccio tagliare la testa. Ma dico io, non potremmo escludere questa decapitazione se mi dovesse scivolare casualmente il rasoio. Io sono ancora giovane e poi questa sera devo rapire una ragazza. Poche storie! Guardo orologio. Al via parti. Pronti? Pronti. Via! Neanche una scalfitura. Sei un parpiere. Pardon? À la servition. Au revoir, visione notturna. Sono proprio 2 cretini. Lo sono troppo, mia cara. E ciò conferma i miei sospetti che fingano. Lo sono troppo. Wo wollen Sie? Dove tu vuoi andare?
Io? Dalla signorina. Sì, i capelli. Capelli? No. Sì. Signorina, padrona, Friser, io, sì. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Sì. Aber schnell. Vai. Da quando in qua Cicciolo Persico manda a fare il servizio a domicilio? Ah, ma non è lui che mi ha mandato. Sono venuto di mia iniziativa. La messa in piega della signorina non è riuscita molto bene e mi è rimasto il rimorso. Prego, signorina, venga. Effettivamente una giustatina ci voleva. Ma non dicesti che ti piaceva moltissimo? Che ultima moda del continente era? E poi questa mattina li abbiamo aggiustati, no? E voi, scusate, perché avete scelto proprio questa stanza? La camera da letto di una fanciulla? Beh, ve l'ho già detto prima, è perché qua la luce è migliore. Oddio, l'arrosto. Mi si sta bruciando l'arrosto. Attenzione, ragazzi, eh? Io vado e vengo, avanti e indietro, e senza preavviso. All'inciasatta, come il baleno. Sono venuto solo per rivederla. Scostumato. Davvero. Zu Befehl, Herr Oberst. Herr Oberst. Serve un po' d'acqua, vado a prenderla. No, ve la faccio portare. No, vado a prenderla io. Ho visto un pozzo dietro il magazzino. Il pozzo? Ma se abbiamo i rubinetti di là in cucina. Sì, ma lì in cucina c'è la zia e allora preferisco evitarla. Acqua, pozzo, vado. Bitten. È terribile. Ho visto il peccato. È mostruoso. Può contagiare e distruggere. Non c'è dubbio. Si tratta di guerra batteriologica. Criminali. Bisogna agire subito. Stanotte stessa tenterò di fermare l'azione distruttiva. Stanotte tenterà un colpo di mano. Dopodiché dovremo affrettare l'operazione sbarco in Sicilia. Tempestività e decisione impediranno di seminare morte e distruzione. E che cos'è, l'Apocalisse? Nipote mio, adesso sei arrivato al punto che ti confessi da solo. Abbiate pazienza con me, zio. Sì, ma non è facile. Io non posso dirvi altro. Ma abbiate pazienza, ve ne prego. Ne avrò. Non c'è dubbio. Sono quelle maledette voci fantasma. Si trovano nella nostra zona. Avverta immediatamente il signor colonnello. Avremo bisogno di un mezzo mobile munito di radioagognometro. E anche di un plotone di esecuzione. Alles in Ordnung? Jawohl, alles in Ordnung. Ist da? Major Sturz und Hauptmann Ebner. Jawohl, Herr Major.
Mi pareva che lo facevate apposta a prendere tutte quelle buche. Ai, 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 mi fanno male tutte le guance di dietro. Ai, ai, ai. Ti vuoi fare sentire dalle sentinelle tedesche? Nasconda la bicicletta. Sì. Che fai, imbecille? È una bicicletta a squillo. Io ti strozzo. Sono emozionatissimo. Con te ci ha già rimesso i baffi, che ci devo rimettere anche la pelle, vero? Accedendo a me quando ho accettato di farti il ruffiano. Ma ricordati che la prima fesseria che fai, taglio la corda e me ne vado e ti lascio solo nei pasticci. Ora vieni, fai silenzio e non ti emozionare. È come rubare una pecora, ammonino. Sì, andiamo. Ecco la casa della mia Rosina. A pian terreno c'è la finestra della sua stanza. Rosina, tra poco sarai mia sposa. A poco sarà vedova se non la smette, cretinissimo individuo. Qua siamo troppo allo scoperto. Vieni, di là è più facile avanzare senza essere visti. Vieni, pecorella tenerella, dentro il sacco del tuo lupo, vieni. Sono qui, vieni. Mi arrendo. Non sparare, camera. Mica si sparare. Essere equivoco. Non fucilare, Bitter. Io, grande amico del colonnello Iena. Disgraziate, deficiente. Ma che state facendo? E guarda quest'altro. Ma che schifezza di rapimento è? Tu che ci fai qui? E io rapo. E tu? Io t'ammazzo. E io vi ammazzo a tutte e due se non la finite. Ora si rapirà la ragazza tutte insieme e a cose fatte sarà lei a decidere chi di voi dovrà sposarlo. Capito? E silenzio. Zitto. Non una parola di più. Zitto, zitto, zitto. Vai, vai. Sì, vai. Vai, svelto. Su. Sbrigati, forza. Spicci, della mina. Su. Che fate? Sono arrivato. Ai, 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 ai. Ammonino. Was ist denn das? Ein Draht zum Teufel.